Vertice dell'acqua convocato oggi dal Presidente della Regione Schifani per discutere sul problema. In provincia di Agrigento, Catanzaro, parlamentare del PD, il governo regionale è impreparato ad affrontare il problema della mancanza di acqua, intanto continuano i guasti alla rete idrica in provincia. Vertice in prefettura sulla viabilità stradale in vista dell'estate con i sindaci di Agrigento, Porto Empedocle e Realmonte. Manifestazione davanti il comune di Agrigento da parte dei rappresentanti del sindacato USB nazionale per discutere sulla vertenza dei trasporti pubblici in città gestiti dalla TUA. Oggi la giornata mondiale del rifugiato, l'associazione Cometa ETS organizza vari eventi sul tema. Manifestazione regionale a Palermo per il diritto alla salute, partecipa anche la CGIL. Nostra intervista al segretario provinciale Buscemi. Continua la protesta degli abitanti del villaggio Pirandello di Agrigento contro l'installazione dell'antenna di telefonia del 5G. Una petizione è stata presentata agli organi inquirenti. Denunciato dai carabinieri un pensionato a San Biagio Platani, trafficante di rifiuti speciali, sequestrate anche 2 aree abusive. L'isola non risente dell'arrivo degli immigrati, i flussi turistici in continuo aumento. Buongiorno, benvenuti con l'appuntamento odierno del nostro telegiornale TV Notizie. La crisi idrica nel territorio dei comuni della nostra provincia sarà al centro della riunione della cabina di regia per l'emergenza idrica convocata con urgenza per oggi pomeriggio a Palazzo d'Orleans dal Presidente della Regione Renato Schifani. La crisi idrica nel territorio dei comuni di Agrigento sarà al centro della riunione della cabina di regia per l'emergenza idrica convocata con urgenza per oggi a Palazzo d'Orleans dal Presidente della Regione Schifani. In particolare la struttura sarà chiamata a esaminare la situazione attuale nella nostra provincia, valutare le azioni compiute finora e programmare gli ulteriori interventi per mitigare l'emergenza in uno dei territori siciliani più colpiti dalla siccità. Dei primi 20 milioni di euro già stanziati dal Governo nazionale, la Regione ha destinato ad Agrigento circa 6 milioni per pozzi e condutture. La riunione sarà presieduta dal Presidente Schifani nella qualità di commissario per l'emergenza idrica. Saranno presenti anche l'assessore dell'energia e dei servizi di pubblica utilità, l'agrigentino Roberto Di Mauro, il capo della protezione civile siciliana Salvatore Cocina, a cui è affidato il coordinamento degli interventi della cabina di regia. Sono stati invitati alla riunione dal Presidente Schifani anche il prefetto, il sindaco di Agrigento, i rappresentanti dei Lati di Agrigento, di Sicilia Acque, dell'azienda idrica dei comuni agrigentini, del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale, del segretario generale dell'autorità di bacino e il dirigente generale del Dipartimento regionale dell'agricoltura. E sull'emergenza idrica interviene il parlamentare del PD Catanzaro: non siamo più in campagna elettorale, il governo regionale è impreparato, meno titoli e più soluzioni immediate. L'emergenza idrica che si registra in tutta la Sicilia con casi drammatici come quelli che accadono in provincia di Agrigento richiedono interventi immediati, non solo manifestazioni di ottimismo e tavoli di crisi convocati nella giornata di oggi. Lo dice il capogruppo dell'ARS del Partito Democratico onorevole Michele Catanzaro, raccogliendo il grido di aiuto che arriva in particolare dalla provincia di Agrigento, dove settori produttivi preziosi come agricoltura e turismo stanno vivendo ore drammatiche. Un tavolo di crisi convocato per la giornata di oggi è assurdo, c'è una certezza di cui l'area politica di maggioranza deve prendere atto, afferma il parlamentare Catanzaro, quella che i governi di centrodestra, che quasi da 7 anni hanno in mano le sorti della nostra isola, non hanno saputo programmare un piano di emergenza immediato in casi di eventi calamitosi come la siccità. Una regione come la Sicilia, ricca di risorse idriche, si è fatta trovare impreparata, senza un piano di approvvigionamento alternativo in grado di soddisfare le esigenze dei cittadini e delle aziende. È vero che gli invasi sono vuoti per la carenza di piogge, continua il parlamentare Catanzaro, ma è anche vero che solo oggi c'è una corsa affannosa a realizzare nuovi pozzi, rimettere in funzione i dissalatori inutilizzati e integrato da anni, che in provincia di Agrigento da decenni si perde in mare oltre
oltre il 50% dell'acqua erogata a causa delle reti colabrodo. Già un anno fa si prefigurava un 2024 con poche precipitazioni, ma solo pochi giorni fa sono arrivate alla Regione le risorse stanziate dal Governo centrale con lo stato di emergenza nazionale. Con questi fondi difficilmente si potrà tamponare l'emergenza per quest'estate. Non c'è tempo, aggiunge Catanzaro, si sta prefigurando un gravissimo danno d'immagine per la Sicilia e per la provincia di Agrigento, che con il titolo di Capitale della Cultura 2025 pensava a benefici e ricadute positive per il turismo, per l'agricoltura e per l'intero indotto. Governo regionale ancora una volta approssimativo e lontanissimo dai bisogni dei territori, conclude nel suo comunicato il parlamentare del PD Catanzaro. E nella giornata di ieri è stato riscontrato un guasto all'interno del partitore di Aragona. Per tale motivo, nella giornata di domani, l'AICA provvederà a eseguire i necessari lavori di riparazione del guasto e conseguentemente sarà sospesa anche la fornitura idrica al comune di Favara, le utenze del Voltano e alla casa circondariale di Agrigento. Questa situazione, comunica l'AICA, provvederà degli slittamenti e delle limitazioni alla distribuzione idrica prevista. E sul problema idrico vediamo questo servizio da Messina. La Regione deve affrontare il problema idrico più complesso negli ultimi 50 anni. La Sicilia sta affrontando una grave crisi idrica a causa della persistente siccità. La Regione ha dichiarato lo stato di calamità naturale il 9 febbraio e il Governo ha riconosciuto la necessità di interventi urgenti per mitigare i danni causati dalla mancanza d'acqua il 6 maggio scorso. Le precipitazioni recenti non sono state sufficienti a compensare il deficit idrico accumulato, che resta significativo. Alcune aree registrano una carenza di oltre il 40-60% delle precipitazioni annue rispetto alla norma. Anche sull'Etna, solitamente una zona piuttosto piovosa, la situazione è critica. La crisi è particolarmente grave per il settore agricolo e zootecnico. Grano, cereali e foraggi registrano cali che arrivano a sfiorare il 100%, mentre l'assenza di pioggia colpisce anche gli alberi da frutto e minaccia vigne e uliveti. La situazione di estrema gravità che ci troviamo ad affrontare, afferma il presidente della regione Renato Schifani, ci impone un ulteriore passo per sostenere le nostre aziende agricole e gli allevamenti. Il mio governo, continua, è impegnato su più fronti per contrastare la mancanza d'acqua, ma è necessario che tutte le istituzioni, comprese quelle europee, dimostrino concretamente attenzione e sensibilità per un'emergenza che va affrontata in modo corale. Riconoscere le condizioni di forza maggiore e circostanze eccezionali a tutto il territorio della Sicilia è quanto il governo regionale ha stabilito di richiedere all'Unione Europea e al Ministero della Sovranità Agricola, Alimentare e Forestale a causa della persistente siccità che colpisce l'isola da circa un anno, una delle più gravi dell'ultimo cinquantennio. La proposta del presidente della regione Schifani, che al momento mantiene anche la delega di assessore all'agricoltura, è stata approvata nella seduta di giunta del 17 giugno sulla base di una documentazione che evidenzia la riduzione delle risorse idriche negli invasi e un contesto generale che pone la Sicilia in zona rossa per carenza di acqua al pari di Marocco e Algeria. Una situazione aggravatasi nelle ultime settimane a causa dell'indisponibilità nei bacini di acqua per l'irrigazione. Per il comparto agricolo e zootecnico quest'anno si stima una perdita pari in media al 50% della produzione nello scenario di improbabili precipitazioni estive e del 75% se queste non dovessero verificarsi. Il riconoscimento della condizione di forza maggiore e di circostanze eccezionali consentirà alle imprese agricole e zootecniche che operano su tutto il territorio siciliano di continuare a godere di aiuti, rinviare pagamenti, sanzioni e oneri, e quanto si legge in una nota della Regione siciliana. Un'importante seduta del Comitato Ordine e Sicurezza Pubblica alla Prefettura di Agrigento, integrata dai sindaci di Agrigento, Porto Empedocle, Realmonte e l'ANAS sulle strade e la viabilità intorno ad Agrigento. Sentiamo lo stesso prefetto sul tema. Oggi si è tenuta presso il Palazzo del Governo una importante seduta del Comitato Ordine e Sicurezza Pubblica, integrata dai sindaci di Agrigento, Porto Empedocle e Realmonte. L'ANAS e le strade e la viabilità intorno ad Agrigento. Avrete tutti notato che il 15, pochi giorni fa,
è stata riaperta al traffico la strada che va alla statale 115 fra Porto Empedocle e Realmonte, come peraltro l'ANAS in altro comitato si era impegnato a fare, quindi ha rispettato perfettamente le date, e sarà rimesso il senso unico alternato di marcia soltanto a decorrere dal 15 settembre, quindi avremo un'estate più tranquilla dal punto di vista del traffico. Al contempo si è cominciato a programmare l'attività fra ANAS e comuni interessati per il futuro. Avrete notato anche che sono apparsi su tutte le vie di accesso alla zona, chiamiamola area metropolitana agrigentina, ecco, chiamiamola così, che indicano le strade alternative da percorrere per evitare di passare necessariamente da Porto Empedocle, e quindi la strada provinciale di Contrada Fauma e altre arterie, altre soluzioni di attraversamento che non coinvolgano i centri urbani. Naturalmente questo sistema rimarrà in ballo invalido comunque per tutto l'anno 2025, perché sarà un anno particolarmente importante per la viabilità, in cui verrà messa sotto stress, e di più vi sono ottime notizie per quanto riguarda invece la possibilità di creare una viabilità alternativa che utilizzi la Mosella. La strada della Mosella sarà, a quanto pare in tempi abbastanza brevi, sottoposta a restyling da parte del Comune, che ha ottenuto un apposito finanziamento. La novità di oggi è che la sovrintendenza ha riperimetrato con attenzione la zona A nei pressi dell'innesto della Mosella sulla 6,40 e ha verificato che ci sono gli spazi per realizzare una rotonda. Quindi l'ANAS da subito comincerà a progettare una nuova rotonda che consentirà ovviamente di abbattere il numero di incidenti, che purtroppo lì non è indifferente, ma soprattutto di realizzare una viabilità alternativa che liberi Villaggio Mosè dal traffico di attraversamento. Già esiste, è chiaro, la Mosella la conoscono tutti, però è una viabilità inadeguata. Quindi fra restauri del Comune e rotonda sull'innesto la situazione migliorerà. Questo consentirà anche nel 26, perché abbiamo programmato fino al 26, di mettere mano ai due ponti, ai due viadotti che si trovano proprio in corrispondenza di questo innesto. Sono viadotti costruiti con altre normative che vanno aggiornati. Sapete bene che dopo l'episodio del ponte di Genova la legislazione si è fatta particolarmente attenta e restrittiva sulla sicurezza degli assi viari su ponti e viadotti, e quindi bisogna mettere mano anche a quelli. Non lo si farà tutto in una volta, non lo si farà nel 25 per ovvie ragioni di distribuzione del peso nell'arco del tempo. Abbiamo parlato poi anche di un altro argomento molto importante: i rifiuti abbandonati per strada. È una vergogna che il turista che si avvicina ad Agrigento veda tutte le piazzole della 6,40 sistematicamente occupate da rifiuti. Finora l'ANAS aveva messo in alcune di queste piazzole saltuaria presenza di videotrappole. Naturalmente qualche multa è stata fatta, ma oggi il discorso cambia. Stamattina abbiamo deciso di invitare l'ANAS, e lo farà, a porre videosorveglianza fissa su tutti i viadotti, su tutte le piazzole, che sono circa un po' meno di 20 da qui, nei due sensi di marcia, da qui a Caltanissetta. Immediatamente i trasgressori saranno denunciati penalmente. Oggi era presente anche il procuratore della Repubblica, non a caso, perché ha chiarito che non solo si tratta di un reato, ma immediatamente è previsto il sequestro del veicolo. Da ultimo si è trattato anche del tema dell'acqua di nuovo, perché a quanto pare a Sciacca hanno ripreso gli autobottisti a fare serrata, e da questo punto di vista noi ovviamente non possiamo ammettere che qualcuno ritenga di poter essere al di sopra dell'applicazione della legge. Quindi le forze di polizia qui presenti hanno già disposto sul momento accurate verifiche su tutti i soggetti in questione, e valuteremo ogni provvedimento di legge, compreso il sequestro di un mezzo, se questa attività continua, anche perché i mezzi devono essere utilizzati. Se non saranno loro, saranno utilizzati da altro personale, ma non è immaginabile che si possa rifiutare di garantire che la propria risorsa idrica provenga da fonti sicure garantite da AITA. Assolutamente sì. Era presente anche il dirigente Casalicchio, l'ingegnere Casalicchio, perché abbiamo parlato con il Corpo Forestale regionale anche di prevenzione di incendi. Questa è una riunione, diciamo così, periodica, che si fa sempre. È una riunione
che si fa all'inizio della stagione estiva. Già ci ha preceduto qualche primo incendio in provincia, lo sapete, in questi giorni. È stata posta durante lo scorso inverno molta attenzione alla prevenzione, che sembra un'attività silenziosa e non spettacolare, ma è più importante di quella poi di intervento di emergenza. Sono state curate con molta cura, con molta attenzione le piste tagliafuoco, sono stati liberati, avete visto anche qui sotto la rupe Atenea, i margini delle strade. Ovviamente poco si può fare quando addirittura abbiamo il fenomeno del piromane che va ad appiccare il fuoco. Non è possibile immaginare di porre sotto sorveglianza tutta la provincia, perché sono circa 3.000 km², però sicuramente un'attenzione maggiore ci sarà. La novità di quest'anno sono i droni. Noi useremo i droni che già sono in dotazione al servizio regionale del Corpo Forestale, ma abbiamo invitato anche altri enti, comuni, la provincia in particolare, a dotarsi di analoghi strumenti, perché col drone, la mia precedente esperienza insegna questo, io vengo da Terra dei Fuochi, fino a un anno fa mi occupavo di questo, grazie a quell'esperienza sappiamo che il drone è lo strumento ideale, in quanto non è fisso e quindi non è come la videosorveglianza che una volta conosciuta la si evita. Il drone può arrivare ovunque, certo non può stare sempre sollevato in aria, ma quello che importa in questi casi è anche l'effetto di deterrenza. Manifestazione del sindacato USB Trasporti Nazionale oggi davanti al municipio di Agrigento per discutere con i vertici del comune la vertenza dei trasporti Tua che gestisce il servizio pubblico in città. Noi abbiamo seguito l'evento. Manifestazione del sindacato Trasporti USB Nazionale oggi davanti al comune di Agrigento sulla vertenza della Tua che gestisce il servizio pubblico in città. Successivamente i rappresentanti sindacali sono stati ricevuti dal sindaco al comune alla presenza dei vertici stessi dell'azienda, degli assessori Principato e Ciupia. Alla manifestazione ha partecipato anche il consigliere comunale, tra cui il dottore Alfano, che ha parlato di una relazione presentata a suo tempo fatta dai consiglieri comunali e presentata all'amministrazione pubblica. Quindi la risposta dell'amministrazione, che ha affermato che già da tempo sta avviando le procedure per la gara, essendo la stessa particolarmente complessa. Oggi come USB siamo in presidio davanti al palazzo del comune di Agrigento per rivendicare un servizio pubblico che sia appunto realmente pubblico e che quindi non venga più affidato con proroghe a privati, ma venga internalizzato con un affidamento in house al comune stesso, in quanto abbiamo avuto la prova in tutti questi anni che il servizio, come è stato gestito dalla Tua fino ad oggi, non funziona, non garantisce il diritto alla mobilità ai cittadini e non garantisce neanche diritti ai lavoratori. Alla Tua, in particolare, di Agrigento, cosa contestate? Alla Tua abbiamo contestato negli anni parecchie criticità, come ad esempio avevano eliminato il biglietto orario, non avevano rispettato parte dei contratti di servizi con il comune di Agrigento, quindi questa è la palese dimostrazione che il servizio affidato ai privati non funziona. Qual è la motivazione sempre di questa continua proroga da parte del comune verso la Tua? Cercheremo di capirlo oggi se il sindaco di Agrigento deciderà di riceverci, in quanto per noi il servizio non può essere più prorogato, ma appunto deve essere creata un'azienda in-house di proprietà del comune che possa naturalmente rimettere al centro un servizio realmente pubblico dei trasporti. Siamo qui oggi davanti al comune di Agrigento proprio perché ci teniamo che i servizi vengano ridati in mano alle amministrazioni pubbliche, vengano gestiti in maniera pubblica, perché privatizzare, abbiamo visto che a livello nazionale, io oggi sto qui in qualità di rappresentante a livello nazionale privatizzare i servizi essenziali è diventato deleterio, non danno un servizio di qualità, non danno un servizio migliore all'utenza e in più oggi c'è il grosso problema della carenza di personale. Non si trovano più conducenti, in Italia ne mancano 26.000 unità, questo lo dichiarano anche le associazioni datoriali. Per riqualificare il settore bisogna incrementare i redditi d'ingresso, bisogna riprendere e dare diritti e sicurezza ai lavoratori, perché purtroppo questo è un servizio che viene anche spesso aggredito e quindi le aggressioni spaventano il personale.
vogliamo che ci sia quindi più sicurezza, vogliamo dei salari più dignitosi e vogliamo che siano gestiti dalle amministrazioni pubbliche e non in mano ai privati che pensano solamente di fare il loro profitto e non negli interessi della cittadinanza e dei lavoratori. Perché il Comune continua in queste continue proroghe verso spesso, l'affidamento? Qualcosa c'è sotto? Ma spesso i comuni continuano con le proroghe proprio perché non vogliono addossarsi la problematica della gestione. Ma oggi è diventato fondamentale perché gestire in house il servizio del trasporto pubblico significa dare un miglior servizio ai cittadini. Oggi questo CityTime non è soltanto USB, ma è aperto ai cittadini e anche a chi vuole chiarezza su questa situazione. Come Filti già abbiamo fatto degli esposti in merito alla gara d'appalto di cui ancora questa amministrazione si è chiusa a riccio e non ha dato nessuna risposta, nonostante le sollecitazioni della Filti e io come segretario provinciale. Quindi siamo qui, oggi sono qui in presenza di segretario provinciale per capire questa amministrazione che cosa vuol fare da qui in avanti con questo servizio urbano che da tempo ormai, come tutti sappiamo, ci sono delle denunce, ci sono degli esposti, il malcontento dei cittadini, come il biglietto al tempo che in tanti ne hanno parlato, è una proroga della gara stessa di cui va contro le normative europee. Questo comune non ci dà risposte, però vogliamo capire una cosa, oggi chiediamo all'amministrazione tutta, chi si dissocia su queste malefatte, come se mi posso permettere di dire, e chi sta dalla parte di chi organizza questi altarelli. Quindi chiediamo ancora una volta con questa presenza che il comune ci spieghi una volta per tutte quali sono le proprie intenzioni. Si parla di gara che ancora non si sa nulla, è ancora un mistero, non si sa quanto inizia il bando, non si sa nulla, quindi le nostre risposte che chiediamo sono attualmente quelli che già mi sono espresso. Dottor Alfano, una protesta relativamente alla gestione del trasporto pubblico urbano ad Agrigento che viene sempre prorogato e mai messo a bando. Come mai? Lei è un consigliere comunale, il suo punto di vista? Beh, io devo dire che a nome del Consiglio Comunale sono stato incaricato a suo tempo, nominato assieme ad altri consiglieri, ed è stata costituita a seguito di deliberato consiliare una commissione speciale. Questa commissione speciale era propositiva, nel senso che traendo le situazioni, le criticità che sono verificate durante questo periodo, negli anni passati, dalle relazioni fatte anche dagli assessori, mi riferisco al Principato, mi riferisco anche a dei dirigenti e dai funzionari, praticamente traendo spunto da questo abbiamo fatto determinate proposte. In poche parole abbiamo consegnato una relazione con ivi annessi con diversi allegati, circa un 28 allegati, al Consiglio Comunale. Il Consiglio Comunale nel mese di settembre, i primi di settembre del 2022 o metà di settembre del 2022 ha esitato e votato all'unanimità la relazione. Che cos'era questa relazione? Come vi dicevo poc'anzi, traendo spunto dalle situazioni precarie, dalle criticità che sono emerse da un'email che è stata istituita dalla Commissione, verso la quale i cittadini hanno inviato tante lamentele, dalle relazioni, come vi dicevo poc'anzi, fatte dall'assessore o dai dirigenti. Tutte queste cose non sono ampiamente certificate e allegate alla relazione, come vi dicevo, approvata dal Consiglio Comunale. Sono state proposte determinate risoluzioni in virtù del fatto che doveva essere fatto il bando. Oggi, giornata mondiale del rifugiato, tante le iniziative organizzate dall'Associazione Culturale Cometa ETS di Agrigento. Il servizio e l'intervista ad Agnello. Oggi è la giornata mondiale del rifugiato, tante le iniziative che sono organizzate in tutto il mondo dall'UNHCR, l'associazione Cometa ETS organizzerà una serie di eventi dedicati agli operatori della formazione ma anche ai componenti delle comunità.
Allora, Cometa ETS è un'associazione che gestisce in provincia di Agrigento un numero 3 progetti ISAI con i comuni di Comitini, di Racalmuto e di Santa Elisabetta. Ogni anno diciamo, la nostra associazione, in occasione della Giornata Mondiale del Rifugiato, celebra appunto questa giornata per dare l'occasione a tutti di ricordare qual è il significato di questa parola che, come sappiamo, è sempre al centro dell'attenzione. La parola rifugiati, la parola immigrazione, la parola appunto che quasi collega l'immigrazione alla diversità. Diciamo che il mondo, come sappiamo, è sempre in continuo movimento ed è sempre costellato da conflitti e guerre. Ecco, i rifugiati e i richiedenti protezione internazionale sono coloro i quali appunto provengono da questi contesti, per cui è evidente che sono costretti a scappare dalle proprie case. Ed è questa proprio la tematica che l'Alto Commissariato per i Rifugiati affronta quest'anno. Dunque sono costretti a scappare dalle proprie case e noi dobbiamo accoglierli ed aprire le nostre porte. Sono concetti che sembrano quasi scontati, antichi quasi nella nostra società, però vediamo che le tendenze delle nostre comunità diciamo, mettono in discussione ancora questi valori che sembravano appunto acquisiti per noi tutti. La nostra associazione sta organizzando alcuni eventi in occasione di questa giornata, di questo periodo. Alcuni rivolti ai nostri operatori, dunque tenendo alta sempre la professionalità degli operatori dei progetti SAI, appunto perché la normativa sull'immigrazione è una normativa in completo movimento e si modifica con molta rapidità. Dunque avremo diciamo, degli incontri formativi con dei docenti universitari dell'Università di Messina, appunto nelle persone del professore Pira e della professoressa Tarsia. E poi avremo invece degli altri eventi rivolti ai nostri beneficiari con una manifestazione che è un laboratorio cinematografico che appunto si è già svolto in questi giorni appunto sempre nella nostra provincia. Ed infine ci saranno 2 momenti dedicati allo sport, uno a Santa Elisabetta per quanto riguarda un torneo di calcetto tra diciamo, le nostre 3 comunità, e poi che è previsto il giorno 26 giugno alle 17:30 presso il campo di calcetto del comune di Santa Elisabetta. E poi il giorno 28 invece al Villaggio Peruzzo abbiamo organizzato un evento con il patrocinio della Questura di Agrigento e si svolgerà un incontro di calcio tra una selezione dei nostri beneficiari e una selezione dell'Associazione Amici della Polizia. In quell'occasione appunto speriamo di avere il piacere di avere tutte le autorità che condividono con noi un momento minimo un momento di riflessione, ma anche un momento di condivisione su tutto quello che stiamo realizzando. Linea alla regia per la pubblicità. A Palermo stamani per manifestare sul diritto alla salute. In merito abbiamo sentito il segretario provinciale della CGIL di Agrigento, Alfonso Buscemi. La CGIL in campo per la sanità. Sì, ormai non si può più prescindere dal rivendicare il diritto alla salute. Basta andare in un pronto soccorso per capire che la sanità non va bene, non ci sono più posti letto, tagliano risorse tutti gli anni, non c'è più personale, i lavoratori sono stanchi, spesso se ne vanno, sono precari e vanno a cercare fortuna in altri paesi. Questo è il momento di prendere atto che con l'autonomia differenziata che il governo qualche giorno fa ha approvato, il governo Meloni, sarà il colpo di grazia per i cittadini del Meridione e della Sicilia.
in piazza con tutta questa gente per rivendicare il diritto alla salute, così come l'abbiamo riconosciuto negli anni. La gente è povera, c'è disoccupazione e non si può più permettere di curarsi. In questo contesto il governo regionale ne deve prendere atto, metterci le risorse e finanziare una sanità di qualità. Manifestazione importante quella di Palermo? Una manifestazione di carattere regionale dove c'è questo corteo che parte dalla piazza del Parlamento per arrivare al Palazzo del Governo, dove ci sarà l'incontro con il Presidente Schifani. Ci sarà in piazza la CGIL con l'adesione di tante associazioni che in questo contesto si stanno spendendo per la propria terra. Avete preso posizione anche sulla di Agrigento? Sì. Abbiamo rivendicato anche qui il diritto ad una stabilizzazione, il diritto a garantire serenità ai lavoratori. Devo riconoscere che da una discussione fatta con il manager c'è una chiara volontà di trovare le giuste soluzioni per il personale, per la qualità del servizio. Sono molto soddisfatto di questa apertura e certamente nei prossimi giorni riusciremo a trovare l'intesa per migliorare la qualità del servizio e dare serenità ai lavoratori. Sui precari poco fa si è finita una riunione, cosa c'è da dire in più? Abbiamo registrato l'impegno del commissario che vuole mantenere tutti i lavoratori in servizio ad oggi. Certamente questo va fatto nell'ambito delle risorse disponibili e dei posti vuoti in pianta organica. I lavoratori sanno che se c'è da soffrire un periodo di tempo con un contratto part-time lo fanno, lo accettano volentieri, sapendo però che il commissario vuole garantire il posto di lavoro a tutti. Con i pensionamenti e con le risorse che si vanno via via mettendo a disposizione, stiamo cercando di garantire l'occupazione a tutti i lavoratori che ad oggi sono in servizio. Continua la protesta degli abitanti del villaggio Pirandello di Agrigento per dire no all'installazione dell'antenna del 5G della telefonia mobile. Una petizione è stata inviata alle autorità inquirenti. Ce ne parla il collega Cairone. Adesso i residenti si aggrappano alla petizione inviata al prefetto di Agrigento, al sindaco, all'ARPA e alla Procura della Repubblica per bloccare i lavori e sospenderli definitivamente. Parliamo dell'antenna di telefonia mobile 5G che dovrebbe essere realizzata al villaggio Pirandello. La documentazione sulle autorizzazioni intanto è al vaglio della polizia locale. L'antenna, alta 18 metri, dovrebbe nascere in un terreno privato ricadente in zona B. Gli agrigentini abitanti del quartiere sono preoccupati per la propria salute a causa delle onde elettromagnetiche, ma esiste anche l'impatto con il paesaggio circostante che dovrebbe sconsigliare l'esecuzione dei lavori. C'è da dire che non è il primo caso che suscita la protesta dei cittadini in provincia di Agrigento, altrove addirittura si è andati avanti malgrado i ricorsi. Ma chi abita al villaggio Pirandello naturalmente si augura di poterla avere vinta con la petizione. Staremo a vedere. Individuato a San Biagio Platani un trafficante di rifiuti speciali, sono state sequestrate dai carabinieri 2 aree e denunciato anche un pensionato. Il servizio. Al termine di una mirata attività di indagine disposta dalla compagnia dei carabinieri di Cammarata, quelli della stazione di San Biagio Platani hanno deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Agrigento un pensionato di 67 anni ritenuto responsabile di abbandono di rifiuti speciali, un reato previsto e punito dall'articolo 256 del decreto legge 152/2006, meglio conosciuto come testo unico ambiente. Nello specifico i militari dell'Arma, coadiuvati nella fase finale dagli accertamenti del personale dell'ARPA di Agrigento, hanno appurato che l'uomo, avvalendosi di un mezzo di trasporto con rimorchio di sua proprietà, aveva organizzato una vera e propria raccolta porta a porta di rifiuti speciali, come le carcasse di frigoriferi, i condizionatori esausti, gli imballaggi in plastica, i pneumatici fuori uso, apparecchiature elettriche di vario tipo.
I rifiuti venivano poi accatastati all'interno di 2 aree di sua proprietà, composte da magazzini e capannoni, una delle quali sottoposta a vincolo idrogeologico. Le 2 aree, contenenti un'ingente quantità di rifiuti speciali, sono state sottoposte a sequestro. È in atto e in corso la quantificazione del danno ambientale arrecato dalla condotta illecita del 60enne. L'operazione testimonia il costante impegno dei carabinieri nel contrasto ai reati ambientali a tutela dell'ecosistema e della salute pubblica. Il sindaco di Favara, Antonio Palumbo, è stato eletto presidente del Consorzio per la legalità e lo sviluppo. Il sindaco di Favara, Antonio Palumbo, è stato eletto nuovo presidente del Consorzio Agrigentino per la legalità e lo sviluppo. L'assemblea, composta dai primi cittadini dei comuni soci, lo ha nominato all'unanimità, individuando come vice il sindaco di Palma di Montechiaro, Stefano Castellino. Sono particolarmente emozionato per questo riconoscimento, non solo perché abbiamo lavorato tanto al fine di ricostruire questa importante realtà per il territorio, spiega il sindaco Palumbo, ma perché può rappresentare uno strumento importante di riscatto di tante comunità che hanno subito e stanno subendo i danni non solo della criminalità organizzata, ma anche più in generale di varie forme di illegalità. Personalmente, continua il sindaco Palumbo, questa nomina mi conferma la bontà del lavoro che stiamo facendo sia a Favara che nel contesto provinciale. Del Consorzio per la legalità fanno parte i comuni di Favara, Palma di Montechiaro, Agrigento, Ioppolo Giancazio, Montevago e Siculiana. Aderiranno quanto prima anche il comune di Naro e quello di Licata. E l'azienda sanitaria provinciale di Agrigento e l'AIL insieme per sensibilizzare e informare la collettività sui servizi e i sostegni economici erogati in favore degli ammalati in occasione della giornata nazionale per la lotta contro le leucemie, i linfoni e il mieloma si svolgerà domani, 21 giugno, dalle 9 alle 13 presso la hall del presidio ospedaliero San Giovanni di Dio di Agrigento un open day di informazione e di divulgazione. Gli operatori della sezione provinciale AIL di Agrigento saranno presenti in ospedale per sensibilizzare gli utenti, mentre in serata l'associazione curerà in collaborazione con il Parco Archeologico di Agrigento l'accensione in rosso del Tempio di Giunone, il colore che contraddistingue la lotta alle leucemie. Convegno catechistico regionale con i formatori e sacerdoti, un grande raduno dove partecipano i rappresentanti delle varie diocesi della Sicilia, 2 giorni di riflessione e di incontri. Vediamo il servizio e la corrispondenza da Trapani. Anche la catechesi è diaconia, è un servizio che viene fatto alla Chiesa, un servizio che viene fatto perché sempre più la trasmissione della fede possa giungere a tutti. Un convegno catechistico regionale con formatori e sacerdoti e un grande raduno con i catechisti di tutte le diocesi di Sicilia, dedicati al tema ascolto, comunicazione e linguaggi, evangelizzare nel contesto siciliano. Il tutto a Caltanissetta da domani, venerdì 21 e sino a sabato. Un evento promosso dall'Ufficio Catechistico Nazionale e organizzato dall'Ufficio Catechistico Regionale CESI, insieme all'Ufficio Regionale per le Comunicazioni Sociali e la Commissione Presbiterale Siciliana. Tra i destinatari, oltre ai sacerdoti, commissione presbiteriale, equip, UCD e delegazioni diocesane, anche gli assistenti regionali e delegati di Azione Cattolica e Agesci. E naturalmente catechisti, aiuto catechisti ed animatori di tutta la Sicilia. Si rifletterà in particolare sullo status della catechesi in Sicilia e poi sarà data voce ai ragazzi e alle loro famiglie attraverso un video a cura dell'Ufficio per le Comunicazioni Sociali e dell'Ufficio Stampa della CESI. Ci si soffermerà poi su ascolto, comunicazione e linguaggi, anche attraverso un confronto fraterno sull'annuncio e la catechesi siciliana. I catechisti siciliani accompagnati dal vescovo di Caltanissetta, Monsignor Mario Russotto, si metteranno in ascolto della parola. Poi, seguendo il tema generale, sarà proposto il viaggio della parola al tempo dell'intelligenza artificiale e dei testimoni digitali,
Una tavola rotonda con Andrea Monda, direttore dell'Osservatore Romano, Marco Tibaldi, teologo, scrittore e giornalista, e Monsignor Valentino Bulgarelli, direttore dell'ufficio catechistico della CEI. Sarà poi il tempo della festa dei linguaggi con tutti i catechisti della regione. La festa permetterà di vivere e condividere diverse esperienze, annuncio e narrazione realizzati con parole, immagini, musica, quelle relative al connubio tra arte e catechesi all'interno del Museo Diocesano. Preghiera e adorazione, testimonianza attiva e fattiva della carità, pietà popolare, che a Caltanissetta assume caratteristiche assolutamente interessanti. A legare tutti i momenti l'icona biblica che accompagnerà i lavori, quella lucana, dei discepoli di Emmaus. L'annuncio del Vangelo, dice Monsignor Gisana, porta frutto nella misura in cui raggiunge i cuori di coloro che, in stato di sequela, si aprono all'ascolto. È importante, aggiunge, valorizzare le domande che trapelano da coloro che accolgono l'esemplarità della testimonianza credente. Puntare sui giovani e sulle scuole per diffondere la dieta mediterranea e i corretti stili di vita per combattere alcune patologie croniche è il focus dell'incontro promosso dal Dipartimento Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico dell'Assessorato Regionale alla Salute, che si è svolto presso la sede dell'Ordine dei Medici di Palermo. La corrispondenza. La dieta mediterranea è una filosofia che insegna anche come ci si deve comportare, quello che è il rispetto dell'ambiente, quello che in qualche modo Papa Francesco nel Laudato Si, cioè l'edizione del 2013, ne parla come qualcosa di cui tutte le persone si debbono occupare. La Regione si impegna, come vedete, in tanti momenti di formazione, ma soprattutto di informazione, perché grandi e continui sono i cambiamenti. Oggi l'educazione sanitaria e la prevenzione primaria costituiscono la manovra di economia sanitaria più favorevole, più produttiva a vantaggio di chi governa la sanità pubblica. In Italia abbiamo una carenza negli adolescenti, forse siamo il paese all'ultimo posto fra i paesi sviluppati nei quali i giovani e i ragazzi fanno attività motoria. Il diabete di tipo 2, per esempio, la regione Sicilia è una di quelle che ha la maggiore prevalenza, siamo quasi al 4% della popolazione che viene colpita da questa patologia, che poi, come sappiamo, va ad avere delle ricadute importanti sia dal punto di vista delle malattie cardiovascolari, sia dal punto di vista delle malattie tumorali, sia per quanto riguarda fondamentalmente tutte le complicanze che richiedono ospedalizzazioni, ricoveri e che chiaramente vanno a impattare sui nostri sistemi sanitari. Molti tumori sono legati alla scorretta alimentazione, tutti i tumori sicuramente come il colon retto, che innanzitutto rappresenta la prima causa di tumore nel sesso maschile e nel sesso femminile presi insieme, tutti i tumori del tratto gastrointestinale superiore, il pancreas, il fegato, ma non dimentichiamoci che i due tumori più frequenti nel sesso maschile e femminile, la mammella e la prostata, hanno una forte componente anche legata alla sedentarietà, all'obesità e alla scorretta alimentazione. Bisogna soprattutto intervenire sui bambini. Un bambino obeso, e oggi la Sicilia purtroppo è la quarta regione in Italia per numero di bambini obesi, è un bambino che verrà marchiato a vita, è un bambino che purtroppo rischia di diventare nuovamente in età adulta, anche se dovesse perdere peso per esempio in adolescenza, rischia di diventare nuovamente obeso in età adulta. Fonditalia incontra i territori a Palermo. La riunione si è svolta presso i locali della Regione Siciliana per la presentazione del rapporto 2024. Siamo onorati di essere ospitati in un palazzo istituzionale proprio per presentare i numeri. Allora, Federterziario dal 2009 ha costituito con UGL Fonditalia, che è ad oggi il sesto fondo interprofessionale per importanza. Quest'anno presentiamo il rapporto biennale, abbiamo deciso di farlo in maniera itinerante in diverse città italiane per essere vicini ai territori. Siamo partiti da Bari, poi siamo stati a Milano, a Torino, oggi siamo qui a Palermo. La Regione Sicilia rappresenta per Federterziario e le aziende che aderiscono uno dei bacini più importanti in termini di aziende e lavoratori che aderiscono alla formazione. C'è un'inversione proprio nel rapporto tra aziende e lavoratori, perché oggi sono i lavoratori che scelgono l'azienda, e c'è un deficit che noi riscontriamo su tutti i settori di personale, a partire dalla manodopera sino alle professioni dirigenziali.
Questo dato va letto anche insieme alla decrescita che avremo nei prossimi 10 anni. Noi perderemo 10 milioni di persone da qui al 2050, significa che perderemo almeno 4 milioni di persone di forza lavoro e quindi non possiamo più permetterci di sprecare i soldi per la formazione. La formazione è strategica e quindi deve essere indirizzata in maniera determinante per garantire i posti di lavoro che mancano. C'è un assessore regionale alla formazione e istruzione, Turano, che è come un Don Chisciotte contro i mulini a vento, combatte contro degli enti che si arroccano a non cambiare la visione del mondo nel creare nuova forza formativa. Questa è una visione che viene dal passato, succede anche in altre regioni. L'Italia ancora va avanti con logiche che non sono più assolutamente né europee né internazionali, perché ancora si cerca di qualificare le professioni professionali a livello locale. Bisogna cambiare, bisogna sostanzialmente invertire la rotta e cercare di aprire un dialogo con le aziende diretto e capire quelle che sono le professioni mancanti, uscendo dalla logica degli albi, dalla logica dei profili professionali preconfezionati, perché questi sicuramente non assicurano più il lavoro alle persone e alle aziende non danno le garanzie per trovare le persone che servono. Ci troviamo in un'epoca di trasformazione e di transizioni e noi la definiamo la transizione delle competenze, prima della transizione verde o digitale. Siamo in cammino da tanti anni in collaborazione con Federterziario, perché abbiamo firmato oltre 20 contratti collettivi nazionali di lavoro, quindi non è un percorso che inizia oggi. Sicuramente Palermo, se è stata scelta fra le 7 sedi nazionali per questi convegni, vuol dire che c'è un numero abbastanza importante di aziende che aderiscono al fondo. Possiamo con i tempi che passano migliorarci e aumentare quello che è la capacità di collaborazione tra datoriali e sindacato, che diventa sempre più importante, perché noi veniamo da una storia dove datori di lavoro e sindacati sono stati sempre forse magari un po' più in scontro. Oggi cerchiamo di incontrarci, il lavoro è cambiato, uno tra tutti che l'abbiamo vissuto adesso in Sicilia, abbiamo una vertenza in atto dove tanti lavoratori rischiano il posto di lavoro nel settore delle telecomunicazioni. I call center sono stato un bagaglio di posti di lavoro importantissimo in Sicilia, ora vanno diminuendo perché si trasferisce tutto all'estero e si delocalizza, e quindi abbiamo la necessità di lavoratori che hanno fatto 20 anni questo mestiere di ritrasformarlo in altro, se è possibile, e secondo noi le opportunità ci sono. I flussi turistici a Lampedusa non risentono del problema degli immigrati. Ce ne parla Massimo Macaluso. Mancano pochi giorni all'inizio della stagione estiva, anche se al sud il caldo è iniziato a metà maggio. La classica frase con la quale i telegiornali nazionali iniziano gli articoli ed i servizi sull'isola di Lampedusa è quasi sempre: l'inizio della stagione estiva porta con sé l'intensificarsi degli sbarchi di migranti che affrontano i pericoli derivanti dalla traversata del Mediterraneo per raggiungere Lampedusa e poi l'Italia ed il resto d'Europa. La domanda che tanti turisti si pongono è la seguente: andare in vacanza a Lampedusa non sarà pericoloso? La risposta la danno due operatori del turismo isolano. Un dipendente di un autonoleggio ha così espresso il suo pensiero a tal merito. Sì, io sono dipendente di un autonoleggio e motonoleggio e diversi turisti ci fanno questa domanda, dire: ma ci sono problemi con gli extracomunitari, con gli sbarchi? Assolutamente, con tutte le forze che ci sono, dalla Guardia di Finanza ai Carabinieri alla Capitaneria e quant'altro, e la Guardia Costiera, i mezzi dei naufraghi, diciamo, che vengono dall'Africa, vengono intercettati al largo oltre le 7 miglia, le 10 miglia marittime, e il turista neanche li vede. Vengono poi sbarcati in un luogo di cui non conosco, di cui non sono a conoscenza, ma un luogo sicuro, caricati sull'autobus e portati nell'hotspot. Da lì nel giro di 24-48 ore vengono poi all'alba, in genere, o nel cuore della notte, imbarcati su grandi navi che li smistano in varie parti d'Italia ed Europa. Questo è quello che ci hanno detto anche persone delle forze dell'ordine che abbiamo conosciuto sull'isola. E il problema che c'è con i clandestini, con i profughi, con chi fugge dall'Africa, a Lampedusa non si sente, nel senso che è un problema gestito molto bene da forze preposte di tutela pubblica e da forze militari e quant'altro, e quindi non sussiste il problema del pericolo clandestino. Una giovane imprenditrice, da anni sulla maggiore delle isole Pelagie, ha così risposto. A Lampedusa non ci sono clandestini, per cui potete stare tranquillissimi.
per venire in vacanza a Lampedusa senza avere nessunissima paura. Il dato che affiora è quindi la totale sicurezza, grazie alle forze dell'ordine presenti sul territorio, dato anche che l'hotspot sito in contrada Imbriacola è ben gestito dalla Croce Rossa Italiana, dista a ben 3 km dalla centralissima via Roma, la via della movida lampedusana. Quindi nessuna paura di poter incontrare extracomunitari pericolosi durante le vacanze. Andate dunque numerosi perché ad accogliervi, oltre il mare cristallino e le bellezze naturali, troverete colori, odori, sapori e vi aspettano a braccia aperte i tanti lampedusani onesti e lavoratori. E questo è tutto per TV Notizie di oggi. Vi ricordiamo che i programmi della nostra emittente si possono vedere in tutta Italia sul canale 268 del digitale terrestre, in streaming sul sito www.televideoagrigento.tv e il telegiornale sul canale 93 di Video Sicilia alle ore 15 e alle ore 20 con replica alle 9 del mattino. E questo è tutto e vi auguriamo una buona serata.